Bella raga, ciao a tutti dal commentatore veneziano, siamo sul Pro Club ragazzi, siamo in divisione 8, stiamo andando abbastanza bene. Io sono qualsiasi, sono con Davide che è attaccante e l'obiettivo è spaccare il culo a chiunque. Siamo messi come logo Leeds United, siamo il Real Venezia e si gode. Vai fiori. Vediamo cosa riusciamo a combinare. Attenzione, subito che partiamo, molto bene. Cosa fa? Cosa è successo? Ma che minchia? Ma porca di quella porca. Siamo con Davide. E veramente stiamo facendo bene. Siamo in tre per adesso. Io, Davide e un altro amico. E ripeto, siamo in divisione 8, non è male. Abbiamo giocato, insomma. Riusciamo sempre a essere promossi senza dover ripetere divisioni. Quest'anno sarà più dura perché in divisione 8 qua siamo partiti non tanto bene. Anche se non ricordo quanti punti abbiamo perché il cubo è un po' incoglionito. E vediamo insomma cosa riusciamo a combinare. Vediamo cosa combina il dolce Cuba. Io uso sempre qualsiasi perché mi piace troppo. Vado molto meglio. Attenzione subito, vai che andiamo. Il Cume. Il Cume. Calma, calma, io sto a chi, eccolo qua. Il nostro Mendietone ragazzi. Perché è un periodo che riamo il Valencia dei tempi d'oro. Tac, un po' di fortuna. Ma c'è il gol, 1-0. Aia, non ci credo al primo tiro, ma dai. Dominato noi al primo tiro. Un tiro, un gol. Che sfiga. Guarda che gol. Che figli di troia proprio. Anthony HRF, bellissimo. Pazzesco, pazzesca la beffa. Vai. Bravo Kuma, dai. Facciamo girare sta palla. Bellissima azione! Ti prego segnamela! Grande azione. Il Kuma rifinitore e il nostro Davidone la mette dentro. Tac. Bye bye. Ai ai ai. Ho dovuto buttarlo giù ragazzi, non avevo alternative. Rosso sicuro. Giallo. Non avevo alternative. Davide Casoli. Prego ragazzi, stiamo attenti. Stiamo attenti ragazzi. Buttala via. Fischia. Ma fischia però, merdaccia. Ora che babado. Meno male che ha sbagliato. Buttala via, Dio Cristo. Mamma mia. Yes. Mamma mia, che sofferenza però. Che sofferenza ragazzi. Siamo a 7 punti. Beh, per te rimasti 6, avevamo uno score di 9, 6, 5. Non male, no, siamo peggio, dai. Buono, buono, buono. Vai ragazzi, abbiamo perso la partita dopo la vittoria perché il nostro Davidone è stato espulso ai primi minuti e sinceramente fare un video pro club solo io sinceramente non aveva senso, brutta espulsione per il nostro Davide e niente, persa addirittura 4-1, eravamo 1-1, solo 1-1, espulsione, vabbè. Mancano 5 partite, possiamo ancora fare tutto, però non possiamo più sbagliare tanto, è un margine di errore sempre più basso, quindi sveglia raga. Sveglia, sveglia, sveglia. Dai, però... Questa la dobbiamo assolutissimamente vincere. Occhio. Mamma mia, subito un rischio. Subito un bruttissimo rischio. Sveglia, raga, sveglia. Bravissimo. Vai vecchio mio, vai vecchio mio. Bellissimo. Dai, 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 Davidone. Boom. 1-0.
Bel gol, anche come un bel passaggio. Ma l'ha messa da gran bomber. Molto bene. Guarda che sfiga, incredibile. Vara, rimpallo. Mamma mia, fuori di poco. Vaffanculo, merdaccia. Vara, con questi capelli di merda. Che schifo che fai. Vai come, teniamo palla, teniamo palla. Bravo a intercettare questo pallone, non era facile. L'arbitro ha fermato tutto per questo fuorigioco. Vabbè, fuori gioco. Ti prego, fischia adesso però. Effettivamente al di là dell'ultimo difensore non avrebbe comunque potuto fare molto da lì. Fischia. Yes! E finisce così col Buona vittoria di sofferenza 1-0, ma è andata. Ok, siamo salvi. Cioè, manca 2 punti per promozione e 5 per il titolo. Sarà dura, ma se la possiamo fare. Ragazzi, mancano 3 partite e abbiamo perso 4-0 l'ultima. Ho tirato giù di tutto. Cerco di registrare partite belle, anche sconfitte, magari 3-2, 2-1. Cioè, un 4-0 così è una roba inaccettabile, anche perché abbiamo dominata. Lasciamo perdere perché ho i coglioni non girati di più. Ah, che sbaglio. Vabbè. Abbiamo 3 partite per fare almeno 2 punti. Chi se ne frega del trofeo, voglio almeno andare in divisione 7. Per piacere, ragazzi. Serve una vittoria, la voglio fare adesso. perdono palla dopo l'intervento. Quanti che mettono le mani del Chelsea, oh. Dai che sbaglia sta pippa, niente. Dai, raga. Occhio, ragazzi, occhio. Non possiamo, perché dopo basta ne perdi una, ne perdi 50. Portiere. Bravo Lobo. Non si fa sorprendere. Dai che possiamo... Bravissimo, David Deuni. Dai che andiamo, dai che andiamo, dai che andiamo. Rigore. No! No, beh, vabbè, allora veramente ce l'hanno con noi. Cioè, non dare questo rigore è una delle cose più schifose che il mondo... Dai, non so, guarda, non mi esprimo neanche. Batteria per andare. Non mi esprimo neanche, guarda che è meglio. Era un'ottima occasione in contropiede. Buon come, dai. Buono. Dai, ragioniamo, dai, ragioniamo. Dovremmo essere già con la vittoria, invece tutte le sconfitte... E c'è il tiro. Gol! Non è per dire tutte le sconfitte, veramente noi 20 tiri in porta, loro 4 su 3 gol, cioè è incredibile. Aia. Spazio per tirare. 1-1! Dominiamo noi e pareggiano. La promozione hanno bisogno Evviva! Madonna, abbiamo una sfiga, oh, mamma mia, all'Urd dobbiamo andare. possono lasciarselo sfuggire proprio recentemente. All'Urd bisogna andare. Di nuovo pari che sarà interessato. Guarda come sei creato, Vara, già uno così, ma guarda come puoi essere intelligente. Oh. Hanno pareggiato. Dunque, Dai. Vediamo se riusciamo a ritornare in vantaggio appena sta benedetta promozione. Incredibile, incredibile. 100 tiri arriva lui, un tiro di merda gol. Dai. Ma questo più che momentum è rincoglionimento. Cioè... interrompe l'azione con un intervento tempestivo. Fallo. E neanche fischia. Madonna. Qua mi viene da bestemmiare in aramaico. Guadagna metri verso l'area. Palla nuovamente in possesso. Lo salta di Dai, è un'occasione d'oro. Per piacere bisogna segnarla. occhio al tiro. Oh, bravo. Finisce in gol. Con questa rete passano a condurre. Sarebbe fondamentale per la loro. Manco male. Ben detto Pier. Meno male, meno male. Finendo, per già vinto sarebbe un errore madornale. Bravo. Gol bellissimo, importantissimo. Subito fallo, chiaramente. Punizione. Il punteggio adesso è di 2-1. Dai che bisogna vincerla, dai che bisogna vincerla. Buona la parata impresa da parte del portiere. Occhio. Bravissimo, dai. Vabbè. È ancora nostra, quindi questo è l'importante. Mentre il mio Gaizcone adesso è un po' nell'ombra.
Occhio. Prova. Mamma mia, bravo portiere qua. Perfetto del portiere. Bravo portiere. Vale, vale, lo odio questo. Una merda proprio. Buttala via. Che rilancio lungo. Ha riconquistato il pallone con un intervento. Guarda, guarda, guarda come va. Portiere, niente, non la salva neanche per In sbaglio. fondo sarà calcio d'angolo. Il miracolo del portiere sulla deviazione aerea. Dai. Niente, ho ancora palla sua. Prova ad andare. Tiro e respinto. Tutte di misura, oh, se le vinciamo di misura, incredibile. Aumenta ancora Ma potevo andare avanti. la spinta dei tifosi di casa che vogliono trovare subito il gol. Lo stadio è una vera Occhio. bomba, il pubblico Occhio, le vedo le valutazioni. l'ultimo uomo in campo. Cosa vuoi fare, merdaccia? Ecco, mi arriva subito. Siamo nei minuti finali, partita ancora aperta. Pressiamoli, pressiamoli. Decisivo. Lottano per conquistare il pallone. Anche che le teste sono forti. Buon intervento difensivo sul cross. È centrato una fase finale con un risultato davvero incredibile. Bravo. No! Vicini che avanti. Madonna, i miei giocatori mi arrivano addosso, è incredibile, incredibile. Questo impegno sotto gamba, credendo di vincere facilmente. Gran miracolo qua del Cume. Sono a pochi punti dalla promozione. Ecco il Ma perché la spazzano via piano? Io non lo... ma se io schiaccio il tasto spazza, che proprio c'è un tasto che si chiama spazza, spazzala, coglione! quarto uomo, esibisce la lavagna. 3 minuti di recupero. Vedo questa modalità purtroppo ti fa salire il nazismo. Ai ai ai. Grande pallone verticale. Attenzione. Dio Pocahontas. Guarda, non ho parole. Pari, quando manca pochi Lontano un miglio si vedeva che dovevano pareggiarla. minuti finali sono gol che ti fanno impazzire di gioia. Che schifo. Guarda sta merda poi. Minuti di recupero. Hai avuto un grandissimo merito. Match davvero spettacolare, almeno per i tifosi neutrali. Fallo. Intervento dell'arbitro. Mamma mia, bravo. Bravo vecchio, bravo. Calcio d'angolo a caccia del gol della vittoria. Dai, in the box. Pazzesco. Ma va a cagare, raga, ho soltanto il commentone veneziano.